1979 porta avanti il suo cammino esoterico con professionalità e rispetto, aiutando chi soffre d'amore, perché lui è l'unico ad essere in possesso di supremi sistemi di legamenti e ritorni d'amore. Cleo, il santone di Avella, potentissimo maestro esoterico di quest'epoca, si avvale della suprema esperienza dell'astrologa Marta per poter analizzare i vostri problemi prima di intervenire in aiuto. Cleo, il santone di Avella, il più imitato. Cleo, il santone di Avella, l'unico ad essere autorizzato a rilasciarvi ricevuta fiscale per ogni suo intervento. Per appuntamenti 338 75 92 214. Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo. Biografia. Cleo il santone di Avella. Nasce in un paesino della provincia di Caserta il 1959. Da genitori contadini. Gia da piccolo era un ragazzo con capacità diverse da altri bambini. Nel crescere il suo interesse era sempre di più verso l'esoterismo. Così all'età di 15 anni inizia a studiare libri che riguardavano la vera magia. Comincia a fare ricerche esoteriche, e all'età di 20 inizia il suo vero cammino esoterico. Mettendosi a disposizione del pubblico che lo interpellava. Così comincia a fare le prime comparse sulle TV locali. Avendo così una grande popolarità con il nome Il Santone di Avella. Aprendo un grandissimo tempio. Della Madonna dei Desideri che lui volle dedicargli dopo averla sognata, si avvalse di vari collaboratori. Che oggi si spacciano per sensitivi cartomanti eccetera. Così all'epoca del 144. Lo vedemmo in tutta Italia. In tutte le TV. Affinché anche la Rai Mediasetesca comincia a interessarsi di lui. Con la nota trasmissione Al posto tuo con la Deosogna Rai 2. La vita in diretta 2 volte Rai 1. Ospite Rai 3 mi manda Rai 3. Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. Le Iene Italia 1. E tantissime altre TV Sky. Oggi conosciuto come il maestro Cleo e seguito sia su Facebook che su YouTube. Da migliaia di persone che seguono il suo oroscopo settimanale. Oggi il maestro Cleo all'età di 62 anni aiuta le tante persone che lo interpellano. Per questioni sentimentali perché dopo tanti anni di esperienza del mondo esoterico. Il maestro Cleo si è specializzato in ritorni e legamenti d'amore. Auguriamo a tutti buona fortuna e che le stelle siano con voi tutti. Rituale salomonico per un ritorno sicuro. Magia salomonica. Rituali di magia salomonica. La magia salomonica ha una storia di 4000 anni circa, parte dall'omonimo re Salomone, il quale aveva una così grande fama di teurgo e di capacità soprannaturali che la regina di Saba volle andarlo a conoscere, facendosi 3 mesi di deserto a piedi per conoscere la sua magia, la cui fama aveva superato i confini, e quando lo mise alla prova ne rimase affascinata e stupefatta. La magia salomonica è legata al potere dei pianeti e all'angelo che presiede sul pianeta. I riti salomonici che vengono eseguiti sono di 7 tipi, ognuno ha uno o più scopi, vediamoli da vicino. Rituale salomonico della luna, conosciuto anche come rito della luna, viene eseguito di lunedì e serve principalmente per aprire le strade a nuove opportunità sia esse lavorative che amorose. Rituale salomonico di Marte, conosciuto anche come rito di Marte, viene eseguito di martedì e serve per eliminare influenze negative di qualsiasi tipo, per vincere sui nemici, per vincere i processi. In passato venivano fatti per propiziare la vincita della guerra. Rituale salomonico di Mercurio, conosciuto anche come rito di Mercurio, viene eseguito di mercoledì, protegge negli affari, li agevola, aiuta negli studi per superare esami, aiuta ad affrontare viaggi e spostamenti, aiuta a fare fruttare gli affari, commercio. Rituale salomonico di Giove, conosciuto anche come rito di Giove, viene eseguito di giovedì, protegge la famiglia, crea fiducia e protezione per tutta la famiglia, protegge il lavoro, aiuta a iniziare nuove opportunità lavorative, molto indicato quando si cambia lavoro o si principia una nuova attività. Rituale salomonico di Venere, conosciuto anche come rito di Venere, viene eseguito di venerdì, si esegue come rito per ritorno d'amore, per conquistare la donna che ami, per favorire la nascita dell'amore tra 2 persone. Rituale salomonico di Saturno, conosciuto anche come rito di Saturno, viene eseguito di sabato,
Serve per proteggerci dai nemici nascosti sia visibili che invisibili, allontana i nemici, ci rende indifferenti ai nostri nemici, viene usato per allontanare persone sgradite. Rituale salomonico del sole, conosciuto anche come rito del sole o rito della fortuna, viene eseguito di domenica e viene eseguito per favorire la fortuna, nel lavoro, nel gioco, nella vita in generale. È indicato soprattutto quando si inizia un anno nuovo astrologico o quando si inizia un'attività in proprio o quando le vendite si abbassano unitamente al rito di Giove.